Questa vaina è stata con giudu della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, in nostra verità di oggi per me è una di de festa manna, non poi spacciato su statopio, ma poi in 12 puntate, in 12 attopi, e ho cercato di contare questa ricchezza manna che è un nostro come tradizione, questa accappiata a su ballo, che è a regina fungudas in ogni calisia luogo della terra nostra. Siamo andati su de Castello, su Campitano de Castello, fino a su Capesuso, e ho girato in tutta la Sardegna e ho tornato in questa zona centrale della terra nostra, in questa bravagia de Mandrolisai, in bravagia de Brevi, in Gunisi, e ho andato a cercare, a forroconare, a comprendere come ti punti ballo, ma non c'è in Gunisi, poi te ospiti che teneu soi, conoscenti bene, ballo su noi scetti sardos, ma e sapere come si poteva confrontare con le tradizioni di altro luogo e tutto. Dunque, grazie a vosotros che si seguiu, po' 12 puntate, e grazie a me, ai amici che punti vengono a sagattare oi, che conoscenti bene, che hanno conoscenza manna delle cose di Sabida in Soro e non scetti di Sabida in Soro. Gianni Mereu, io desorgono, ma a noi sapere con Gianni, maestro del ballo, una bella conoscenza del suo ballo, uno studio, una gicca, voti fatta a pizze su ballo, sa da contare delle tradizioni del Sorgono, della Sardegna e dei luoghi che tu conosci che andando a fare su maestro del ballo o altri luoghi della nostra nazione. Poi io andai in Samugheo. Samugheo c'è un assozio di importo che sti accappiava a Saprolocco, ma teni de mera a modo de portare innanzi discorso su faina, pizze su ballo, ma pizze bistieri sardus e tutte le tradizioni cadenesi in Samugheo. Dunque, grazie a Alberto Maccis. Poi andai in Desulo, Pietro Todde, esso è Tottu fai parte di un assozio del gruppo folclorico, ma conosci bene le tradizioni desulesas, un luogo di ispanto, bello di adero, sa da contare, le tradizioni de cantus, de sonus organittu, de su poeta Mannu Montanaro, insomma, medas cose che ci punti in questa vita. È un altro luogo che a me piace meda, a sare a essa bravagia de Brevi, mi piace meda poi tenendo una bella tradizione antica, pizza su fuoco, uno dei logos a undi si vanti, penso oggi è tutto ancora, sballo su un prazza, ma si dà dannai issu che arriva da De Gadoni, Ugo Agus. Salute Ugo e grazie a voi essi noi oggi. E torno grazie a me da Cristiano Cani, che ha giudato in questa 12 puntate, in tanti si poteva apportare delle collezioni di cosa sua, le fotografie che appunto girando in noi in questo schermo, che va in un vago di scenografia, ma si ha giudato a comprendere bene con che è sul mondo del ballo, a pizze si scola del ballo, dunque si comprendi oggi, commenti si arriva a ballare, si fa parte di questa comunità, a 11 sta ancora su ballo e tutto. E poi ma voglio salutare e tornare grazie a un suonatore, su di Asuni, ma suona da fisarmonica organittu medas comunitadis e dunque grazie a Ignazio Mura. Saluti a tu, poi si raccontare, mancare, non scanto cose, a pizza e sarti cosa tua. Oggi in ultima puntata
si da picauso a pago un paghetto lepia tranquilla e fateuso badai scetti e coppia che arrivano da Samucheo e dunque e a fare due ballos e comprendi che li punti spasso su questi due ballos però dopo salutare e tornai grazie a Pinuccio Zucca che ha da ballare in pari a Annalisa Mugheddu poi Gianbacchisio Tatti con Sonia Macis e poi ancora saluto a Gabriele Tatti e Ilaria Frongia, grazie a Isus e Totto che arrivano da Samucheo e Santa Faibiri come te su basso in questa vita. Come ti ho fatto in tutto spuntata, adesso prima vinza a oi, poi entrai in questo mondo del ballo, andavo a comprendere, a pensare questa parte antropologica grazie a suo professore Bacchis Bandino che in quest'ultima puntata è stata riservata come ti potevo dire, a pensare isso a pericoli e tutto che su ballo po' di tenni si pone troppo a disposizione dei turisti, del suo pubblico, e tada succede si pone a fare troppo coreografia, troppo cose che mancai c'intrantavago con questa tradizione, ma di intendevo un pari e poi cominciavo a ragionare in questa puntata di oggi. Secondo me non bisogna esagerare in questo gioco. Dai su ballo in schina, poi ballo de anca, se hanno bene, ma poi ballo e pedes, a me non è che mi piace ne metta, questo gioco e pedes troppo esagerato puro, che ne misura. A questo che sai, mi non lo mantiene di pruso, la serietà del sospede, il ballanne, del suo ritmo. Se mi ne biocca troppo. Bisogna non è anche una specie di gioco e palestra. Il ballo deve mantenere il gari schina, anche se pedes. Ma è tutto sul corpo che deve avere una forma sua, un atteggiamento suo, di serietà pure sul movimento e sul gioco. È un gioco sacro. Sul gioco è una cosa seria. In questo senso che lo narrere devi stare attento a non folclorizzare troppo. Sul ballo deve essere le sue intragnas e tanno sempre tradizione popolare. Sempre tradizione popolare vivita che sul sentimento del suo tempo nostro. Se diventa folclorismo è un gioco spettacolare che non dura a metà. Che quando una cosa non è sentita entro il cuore, entro intragna, non può durare, che a suo tempo lo piccata a nichele suo, a maniera sua, non si sposa in una ritualità vera. Se in un gioco spettacolare, a Pompiana si sono sta Pompiana e tanno tu sei zeraco dello sguardo degli altri, della gente che ti è pompiata. Dunque a me mi pare di mantenere questa serietà del suo ballo, senza scherzare un ballo di dillo, ma è un linguaggio e deve rimanere la sacralità del linguaggio. Tanto siamo noi sempre, in un momento, identità di una tradizione sempre nuova, inventannela donde via, l'identità nostra che su ballo. Beh, questo che narra su professori è proprio di adere su questo che pensavo, che volevo intendi, che isso che è studioso, antropologo, dunque conosci bene, si studia di questa materia, sa diversità, sa pluralità, il localismo delle comunità, dunque sa donato un modo per cominciare a ragionare a pizza e su ballo, e ma voglio cominciare proprio con Gianni Mereo. Tu sei maestro del ballo, però mi pare che tu sei di accordo che questa coreografia che va avanti troppo spettacolo per turista, mancai ci va avanti poco cosa a pizza e su ballo. Dipende da quale parte da Castiausu. Depois, quando pensavo ai gruppi folcloristici, pensavo di andare a Pizzavarco a presentare su ballo nostro.
sbagliando pure qualcuna volta, a me da volta, sa? E uso lasciare spazio a questo spettacolo piuttosto che a su ballo di prazza. E quindi che deve essere, come Bacchisi Bambino non si naia, da un equilibrio tra questo che presenta, che deve comprendere su chi è questa prazza, che dà già l'origine del suo ballo, e da presentare in suo varco, ma senza troppo concedere, mi spracchi a questa frase che annau, se uso ostaggio dei spettatori. Non deve più essere ostaggio, non deve più fare cose che può aggradire ai spettatori. Deve fare cose bene presentate, però senza eccedere troppo. Cristiano, tu che sei maestro del ballo, come Gianni Mereu, però quando si alza in su palco, Gianni ha una cosa di importante, il ballo nostro, ma il ballo nostro su questa comunità o il ballo nostro su dei maestri. Poi si pica sul ballo su questa comunità, tocca darsi in su palco e fai questo che questa comunità ha sempre fatto. Certo. A de che non fu il ballo nostro, fu il ballo su dei su maestro, fu il ballo su dei Cristiano Cani, di Gianni Mereu. Certo, sta cosa legge di imparare su ballo a entrare in una scuola di ballo è scusa chi viene a imparare su ballo deve imparare su maestro. Però tu fai il ballo su il movimento, figura e tutte queste cose, su ballo di prazza? Ballo di prazza, assolutamente ballo di prazza. Non fu di cose che hai inventato tu? No, devo imparare il ballo in sabida in cui su ballo si va. E questo ballo dove imparo a scienze. Poi Alberto Macci, in Samucheo, Cadenese, questo ballo bello che ho sapere, prosattato, de Sorrosciata, ma su ballo samuchese, Sannanza, tutte queste cose che tenevo usato. Tutto questo ballo, che teniti come coreografia, poi ne voglio questionare torra con Gianni Mereu, che sa posizioni di partenza e cussa e tutto canto, però poi in noi è posto posato, tu che sei maestro di ballo, hai posto movimenti e figure che ti sei inventato tu o ha portato un su ballo che si va via da un prazzo? Come ti hanno visto prima, dipende. Però la prima cosa che imparo, il base, è di imparare a ballare, come sono rosciata, la coreografia è originale come tu hai imparato a me. Come ti connota, no? Come te pongo. Poi disimpari il passo. La coreografia che sono fatte quando vanno in mano, vanno si deve esibire in un barco, però non si deve esagerare in suo senso. Chi deve fare una coreografia può fare bere sul costume e fare bere sul ballerino come si muove, può andare bene volo. Chi invece deve fare coreografia che non piccica da nessun luogo, non si leviti. Cosa ragionare? E stai Gianni? Assolutamente, sì. Tu sei maestro di ballo sardo, ma non scetti ballo sardo, no? Come te questa faina che fai tu? Contami. Beh, ho avuto occasione di frequentare corso di formazione per maestro di ballo popolare in generale. Cosa che narravo su etnocoreologia, no? Esattamente. Sarti del ballo popolare. Ho cominciato nel 96-97, non È già di ora dunque. È di ora, certo. Poi ho avuto occasione di conoscere l'esatto ballo quando ne vedo con i paesani, con i amici sardi, certamente dicono, e te andas a ballare. Ando a ballare questo che balla un oso in vita nostra, ando in vita sangenas fuori da Sardegna e imparo, come ti chiamando Cristiano Muru, clicco di ballare con i anziani, clicco di imparare i ballo si soro, ma cliccando proprio con rispetto, non di scimmiottare, ma calando in sa cultura soro, può cliccare ti faccio un esempio, devo anni studiavo il ballo sul tamburo, diciamo così, le tamurriate della Campania, no? Poi anni dopo castiata e studiata, pare facile. E i amici, i maestri che comunque imparavo, mi dicono, dai Gianni, betatica è cosa tua. No, ancora no.
ancora no, da devo intendere. Quando voi mi sentendo, proprio come insegnamento cristiano, ho imparato degli anziani, se ho avuto occasione in questa regione, di questionare e ballare con non anziani, punti beccios, punti purtroppo non che punti bruso, Certo. ma punti il maestro dei maestros. Criccasa de comprendere, no? E il sospuro però, adesso in suo caso de ballo della Campania, del Salernitano, era un Nocerino Sarnese, attorno a Napoli, del rispetto, voi qualsiasi occasione, o chi sia in Pizza Varco, chi sia nella notte dell'Atalanta, per dire. Il nostro su Calendi, su ecco, Cilento, che già lì Salento, questa zona. già in cui guarda influenza dei spettacoli, no? Ma in Campania soprattutto, da qualsiasi parte di gires, in televisione o in spettacolo, ballano su ballo e brazza. Firma di Aici, poi Tadeo e ma voglio andare, Pietro Todde, in Desolo. Desolo è commenti che senti tre vidas a vostra Sampari, no? Sì. Poi Tadenesi, proprio tre santos amparadori, come è questa cosa in Desolo? Teniu su saide sprazia in tre biginauso, ci vanta brazioso vincese da un punto di vista morfologico del sommonte. E funtetioso vraigauso nareuso da tre popolazioni che arrivano un poco da zone differenti della vallata di Siscra. E sicché ogni ginausa potrà una sorta nareuso di cultura un poco a sé, ognuno tiene un santo patrono, una chiesa patronale, sicché questo funti in momento in cui saida si uni può ballare. E funti naturalmente momentos importante ed da questo punto di vista ci vuole un anno prima della coreografia per narrare vogliamo agganciare un poco perché secondo me mi dà avere una cosa difficile se da trasmettere determinate cose con su ballo con il gruppo folk. Questo è un esempio secondo me un poco per narrare su ballo si sprigo si va ad indesi. C'è stato da metà gruppo è una coreografia un po' particolare perché uno si deve essere in un'iscadira con un sprigo e separa su ballatore con questo sprigo, ma se non do una spiegazione fatta bene della profondità culturale di questo ballo, un po' è diventata una cosa quasi ridicola, nariosa da fare in palco. Questa coreografia fu una coreografia di braccia, ci si vede in un momento possa festa de Santo Asili, che è su patrono de sui ginau de Olaccio, e si va dopo che Santo Asili eni festau in Desolo sa seconda domenica de Capodanni. Dopo la festa de Santo Asili, i giovani, i pastori si dobbiano andare a Campitano. E sì che fu sull'ultimo momento si teniano estivo. Ma tu mi sembra che cavadiano in prazza, si seziano con questo sprigo e veniva fu di su ballo, il ballo de Santo Asili, e niente, usato per fare di scopi a noi. Sicché sia uomini che femmine si seziano in scadira con si sprigo e se per ahí narioso sa persona si volle da si cogiuare che hanno dei dianti in si sprigo passando. In questo momento se ne pesa e formano una coppia e hanno ballato il ballo de Santo Asilo e fu una prominta di un cogiugno che si state dopo che hanno su pastore tornava a visitare da Campitano. Funti cose culturali ci sono legate a su ballo in modo meda strinto, però tocca avvertire a commenti dos mostras a cineste e de voras e cine non comprende questa dinamica ci sono legate a sa cultura. Potevo quando a pubblico la prima volta mi pare che hai fatto anni e anni a voi quando facevo un'altra trasmissione sempre in televisione, io per esempio pensavo che questa sia una coreografia inventata del suo gruppo, appunto magari mai mica si pone in piazza con questo spiego tu io mi sento dopo 30 anni assolutamente una cosa che non sciemo dunque io mi fido di lui poi sei persona che conosce bene le cose sin Desolo dunque si certo che questo secondo me è stato emblema con una coreografia comunque sia una trasmissione di una tradizione fatta male. Secondo me questo è stato proprio una cosa che è spartita dalla comunità e è stata trasmessa proprio in maniera completamente sbagliata.
e noi stessi a trasmettere, trasmettendo da questa cultura di una idea. Ecco, Andà bene. Poi è usato tornare, poi ma contai de ballo cantao, tu sta cosa che in desolo si fa diante, si fa ancora. Ugo, come te questa cosa? Poi in tempo andao si ballaia a me da prazza, e Gadoni via da un luogo, a un si ballaia da prazza, a me da ci ha su Deida, no? Che suonatori de sonetto, che aiutava a formare il gruppo folclorico, a Vaddaia e tutto canto. O è come te questa cosa in Gadoni? Beh, oggi si balla in piazza, poi festa, prima si balla dopo un po' carnevale soprattutto, da Dio Sant'Antonio si comincia a ballare nel magazzino, anche due all'occupo a dare, due volenti scompangie antiche, come viene su nome, sa genga, sa muscapia, si teniamo nomi a casaccio. Però questa scompangia si accaparranta su suonatori già si stati prima, può festeggiare su carnevale. Non tu sei si sazzerà chi ha posato? No, no. Su una compagnia, sa gang, uno socio. E tutto su badanta, su ballo sardo, su ballo antico. Voi... Ecco, quando te intendo ballo antico, poi domando, ma antico canto, cioè a quali periodo, a quali anni ti sei fatendo, con hai antico, a su 900, a fine dell'800, quali è su tempo che poteva andare, questo è su ballo antico. Ma Deo con le testimonianze al cittadino giudeo può arrivare fino a esprimerlo del 900. Poi prima ancora si ballava di tutto, però non isci come ti no, certo. Poi sul gruppo dei Gadoni, io mi ricordo, in Adoni, sul gruppo folclorico che ci viene in Santos, ma non so se c'è ancora, ma viene un gruppo che viene meta coreografie, proprio tutto ballo, organizzato, variante, un montone di cose, figure. Sul gruppo nasce in 1974, poi muore dei minatori, si funti riuniti a capo due Antonio Deida, capo suonatori, tu conosci è da secondo bella persona di adesso. Fu un uomini, prima di un suonatore fu un uomini. Sul gruppo sì, ha cominciato a fare coreografie, su ballo nuoreso, su dillo, su passo torrao. L'unico ballo che avevo in vita suonavo de Ziantoni e sa danza de Ziantoni, che la facevo solo in Gadoni. Dopo ho fatto su palco, però sempre seguendo questa tradizione nostra. L'unico ballo che avevo da fuori, devo sempre in quando magari ho fatto serata da solo, e sul ballo di San Mugheo si è rusciata che si dia insegnato una persona di San Mugheo. Però è sempre in che sul ballo è di San Mugheo. Certo. In moi, grazie a Dio, però non si fa i brusi, cioè i vida se non fai i brusi sul ballo, è un'altra vita, poi il gruppo su antitorrao a pigliare coscienza e dunque se mancai non tiene mera senso andare a fare un ballo di un'altra vita, per presto si su ballo si fa di scelte in questa vita, dunque poi ti sono lasciata da variante di adero sul meta gruppo su iniziando in moi noi sprusaici o già noi sprusaici. E poi non spero sempre che quest'anno si può darmi, ma non spero che sia daici. Teni da regione Bacchisio Bandino cantonata sul ballo in entragnas, quindi non è su costume, non è su trucco, su ballo è su coro. È su coro. E una cosa sacrali. Poi ha questionato in altra puntata dell'importo umano che avveniva in questa comunità, come il ballo de fastigio, no? Tenere questo valore erotico, via di adero, di importo umano, voi giovani, voi posazzere chi, voi non fia da cogliao, in sandus, e dunque a stringere sa mano, a sfiorare sa mano con sa ditta, questa cosa che isso è tutto, sannao, bacchiso bandino, e no, che era un importo umano e un valore erotico di adesso di importo. Cristiano, ho fatto un giro in uno scanto biddas di questa zona, sa bravagia di Mandrolisai, di Brevi, e
Noi teniamo, grazie a Dio, un archivio grazie a Sangius Casalis e di questo luogo su Itanaraia. Sì, ci vuole maravillas a menzionare in San Gius Casalis, non ci vuole cosa curiosità, ma ci vuole sempre iscritti delle festas, e in questa festa ci vuole sempre quattro cose. Una è is corsa de squadros, is torronaios, Beh, questa zona poi. Goetus, i Sparadorius e i Sballus. Sballus non mancaria mai. Mancaria mai. Andavo tornavo a Sabucheo. Sorrosciata. Sorrosciata, hanno stabilità, come ti nasce in ballus, o ollinai, ballai in questa modalità, è difficile, poi non tenere una testimonianza, non che hanno attivato questo ballo, questo ballo si fa per questa regione, ognuno di noi, su Ducastiada, ci pensa e pensa da che poritenni questo o quest'altro significato. Poi sorrosciata, podui, che se maestro del ballo e se vivisi in questo luogo dove nasce questo ballo e dove è atturato a intro di questa comunità di Samuchesa. I tollinai per usarlo su sorrosciata. Cioè, caratterizza da un modo di fare, di fastiggiare sa femmina, corteggiare sa femmina, secondo così penso io che ha imparato. Perché questo in terra, come ti chiedi in terra pintavo un 8 e tu su masco stai in nato e sa femmina corre ti ha fatto ballando sorrosciata. Una volta a passo lento, una volta a passo lesto. Questo è come te venendo in su prima, questo gruppo può cliccare in qualche modo di fastiggiare con questa piccioca che ti interessata, però non devi pianti schierisatro. Tanto te fai a un oso, quando ballando sorrosciata. Di lanzata sa berritta, e devi facciare a chi è preghiata a te e chissà corrispondia alla ciappata, chi non della sanda alla terra, comprendi? Ti cazzo a berritta e entrati a ballare con te con sorrosciata. Castia, ed è un po' come per esempio io su ballo sorrosciato, domando a Gianni Puro. A me mi pare che questo sia un ballo che non nasce in piazza, che nasce in un aposento, in un palazzo, che via da mancare dei aristocratici, della gente ricca, dei balli e dei saloni, come si fa da in Sandus, una specie di danza più che un ballo che a me non è collegare a nodo di Savoia. No, vabbè, ma questo sotto sul disegno su nuovo esiste prima, sul periodo bizantino. Certo. Quindi noi potevamo narrare solamente, non poteva essere una cosa solo così ricco. Poi te, un ballo popolare e fu in piazza, poi te... Aspetta, no. Appunto che nasci in palazzo e poi mancai gente che ha frequentato e attento a questa possibilità di portare un pranzo. Come si fa con tutti i balli? Poi questa gente ha fatto de Pragia, da Guantao e da Torrapo e da di trasferiu in Prazza e tutto. Sempre di stetti gas. È sempre stata Icci, no? I ricchi, i nobili, pieganta de Savrazza, con i maestri del ballo, da morbidianta sa danza, in modo che potesse ballare i nobili spuru. I suo popolo, castia di nobile, ballando questa danza, con pica di spunto e torra da Savrazza. Questo scambio in secolo, che è sempre di stettiu. E questo che via, che come este certo ballo, noi ballo sardo, certamente non, ma in altri contesti de ballo, che vonti questo scambio riguardo a sorrosciata, senza olle attivare una discussione che invece o non de sempre, no? Soprattutto da parte mia e da parte dell'altro, io sempre rispetto un certo dialogo sempre rispettoso. Devo approfondire sia in saida mia si storia sorrosciata, dove ponarre poi questa trasmissione viene vista, non è un discorso di barre tra noi. O no? Campanilismo. No, campanilismo. No, assolutamente non po' campanile. Tanto di ponarre, siccome ti una certa età di puro, no? Poi essere su anzianotto, dei amici, certamente sì, e dei altri scuri. Tanto
voglio puntualizzare una cosa. Prima di tutto, su chi vi sanendo, Ponoso in vita sorrosciata che dopo con noi tutto ciò che dovete devo parlare mai in prazza. In pizza varco non è manco in devoeda, chiaramente. Ma da quando io ciò che dovete da poi sta solo in scoias. In scoias. Posso traballo che ha fatto ha potente occasione di intervistare anzianos. In una sorrosciata si fa e oltretutto tenete un'altra musica. Come te che è sorrosciata di Simugheo, in Ovodda, che è sorroseata, con un suono diverso da questo di Simugheo. Sorrosciata che ballava in sorgono, tenete ancora un suono diverso del suo suonatore nostro, Beccio, insomma, già è morto da tempo, del zio Giuseppe Brungiuleddu. In Ovodda avuto, a intendere di anziano, non è. Questa cosa da pischipia 30-40 anni fa, e poi domandavo, ma sorrosciata, come te la fai vosaltros? Una femmina anziana, via. Andavo in prazza mai, sempre voi scoias. Giusto, ecco, può narrare, sorrosciata di Simugheo, tanto di cappello, da ballante a mengius, che qualsiasi altro, può caritare. Ma no, non c'entra. Non sorrosciata, la balliamo sempre. So. Tu andavo 30 anni fa. No, 30-40 anni fa da intervistare. Già era più imparato a chi 20 anni fa. Sono rosciato, quindi tornare che non voglio scendere a questi. No, certo, non voglio scendere a questi. No, ma infatti non è gusto. È una cosa, non si ballare. È una testimonia, Alberto. No, ma potesse pure che sia giusto. Una testimonia del porto. Ma sa gente si muove, quindi non so, quando fanno il corso, la ricorda che questa cosa fu fatta. di una ida con gente di un'altra ida, certo. Si invitano, quindi ballano a ogni cosa, ballano a tarantella pure. Però sorgono fuori da fonti vari, se no è busacchi pure. È busacchi pure, certo. Se non di gusto, però Alzara, però ballanta, ma non come Canoso potevo ballare su ballo de Capesuso, non so certo, certo. È stessa cosa posso rosciare. Non si usa tenendo questa paternità di chi. Però non so ballando sempre. E tu dici che su 2090 che su 1918 30 ballate inizia una festa festeggiando sul re. Una volta, adesso lo voglio chiamare, adesso è una fantasia, adesso è una carata balladini, adesso lo voglio atterrare a nodo di Savoia, no, si chiama la terra rossa. Aspetta, dice che intendi. Voglio andare più avanti, posso? Ti voglio una ballare sul re, non fiate una cosa che si fa d'onore. No, ma proprio si sto obbligato. Non vorrei diversa. No, ho già aggiunto una notizia, giusto, ma si è presentato come insomma, conoscitore e diffusore di altro ballo scuro. Può essere che qualcuno patente occasione, ma in Valle Zoccitania, questa provincia di Cuneo, in Val Varaita, fa un ballo chiamato la Tresso, accoppiasa fainte sorrosciata. Accoppiasa cappiata, sa così, este sa parte B neusu de questo ballo di serie Tresso. Se andate su YouTube a cercare Tresso, vi confrontate e vedete e bella questa cosa. Giusto può aggiungere, cioè non sei un nose depositario però stiamo parlando della coreografia. Tanto sono rosciata, è un ballo coreografico come te la stue, però sul ritmo, sul modo di ballare, a passo lento, a passo l'estro lo tenevo ancora nuovo, lo mantengo ancora. Firma di Aici, Alberto, voi te mondo che stiamo a mera, sono rosciata, in modo che voglio libiri, dunque domandavo Ignazio Mura, può presere si preparare con suo suono, con sua fisarmonica, e scoppia de Samugheo, che è uso a Remonao prima, Pinuccio Zucca, Annalisa Mugheddu, Gianbacchisio Tatti, Sonia Maccis, Ilaria Frongia con Gabriele Tatti, si nipoti ti pesai. Venite noi e si va in tibiri come in testi, sono rosciata e poi tornavo a cominciare.
Eu vi dunque sa sorrosciata. Si potesse sezzi davanti, poi si serve dopo, fai possibile. Beh, un'altra cosa che mi viene da conca quando vivo questo ballo è che non si toccanta. Nessuno si piega da mano a mano, dunque sa tornavo sempre a questo conto che secondo me questo è proprio un ballo di palazzo aristocratico, porta un prazza, commenti si va a intro questo apposento, però ognuno tiene di come ti poteva un'idea del suo ballo. Cristiano? Poi in 700, quando ci viene scogliata di Savoia, in Castello, ma penso in altra bidda della Sardegna, si organizzano le feste per questa scoglia e ai sgremios di Castello de pianta vai i sballos de corte e i sballos del popolo. Quindi qualcuno di questi sballos può dirsi che... Ti porta certo. Ignazio Mura, su Sonadori, questo è un ballo che poteva bistrutturato, in suo senso che tiene due parti del ritmo, uno lestro e uno levio, uno serio, a onde è, così in 40 Gianni Mereo mi correggi, sa prova in ad, no? Sa vacillata, in una parte, invece un'altra parte, a onde venti biri sfuriasa, sfroriggiata, e sta icci sa cosa, musicalmente, no? Sì, esti dividio narausu in due parti, siccome ti fustinendi due, in due vatti due sa passillata, su ballo incommenza da aici, poi si arriva a sull'estro narausu, de anche a frurigata, de anche a esibiti, proprio su ballerino narausu. E poi man mano si... Andà bene. No, Ignazio, tu come te si imparava a suonare fisarmonica, suono, sonetto, organetto, in qualunque scuola, in qualunque maestro o si imparava con tu? Io ho cominciato con su sonetto a Matripellas, più o meno a 12 anni, 12 anni e mezzo, con Mario Nonnisi, spacciato e Mario purtroppo. Io sono di Desulo, però vivia in Santa Giusta. Poi, sicuramente in vita si suonata però con questa fisarmonica, non mi ha da regalare... In vita Asuni? Asuni, sì. Asuni, ma meso samughese ora. Non mi ha da regalare su un astro di Luigino Saderi. Poi è di Luigino Saderi. Sì, veniva adesso più che altro a suonare. Poi quanto riguarda il ballo sacro, seguì insomma in musica il ballo di Luigino. Bene, bene in meda. E poi, se mi voglio fare intendi, a proposito del subballo, tornando a questa questione del subballo, commenti
su ballo tenen un importo umano, nosu e utentiu mera de cussas che zerriaus iconografias, no? A pizzu de dipintus, a pizzu de manufattus e tottu, pensaus a su pratu canta cattau in Monte d'Accoddi, ma in is cresias eu biu meda votas in Cossoine, in Bolottana, in Zuri, Santu Predu. E duncas c'è sempre questa iconografia, questa rappresentazione del su ballo. E con Gianmario De Martis, che è un demoantropologo, issu è stetiu in sa sovrintendenza de Tattari e de Nugoro, e issu ha fatto proprio circa una riflessione e tottu, a pizzo e sa raffigurazioni del su ballo in sarti, in tessiduras e sculturas, in tutto questo che si fa di moi e non si va via da annus e annus ma iscuttaus questa registrazione che ho fatto in domu sua in Tattari e poi torraus in noi a regionare de altre cose a pizza su ballo. Culto dessa multra de su ballo saldo è un di un capofatto e che mi ha aiutato a periziare nessi un'ottantina de trattese de artigianato popolare, tutto quanto quasi tutto de su 800, de su 1800 e qualcuno pure de su 1700. Su un'imanta de letto, randa de papaglione, bettulas, coperi bancos, coperi cascias, de tutta sa Sardegna. Elte una multra chi s'agatta dai su Logudoro alla zona dei Oritanisi fino a su Campidano e a sa Barbaggia. Si studio è partito proprio da Ittiri, da una manta che noi seniti chiamiamo su fauna e che hai messo in domo. È una manta bianca, interessante proitte ad intessida s'adatta 1846, è scritto in italiano. E in questa manta si tremo, che deve essere la balza, nato in italiano, essa molto su ballo saldo, sono tutti omineddos, sono mascios, che si tengono a mano denta, come su ballo logodoreso e su ballo campidaneso. Tengono in mano un'ipessia de ratto che viene con un'ipessia de morighessa e che io penso che sia un ratto fiorido. Culto lui dimus in atteros pignos de artigianato e de dessinzu. Non si dene solo omineddos, ma homines e feminas uno a fa cassatteru. E in atteros si dene pure solo feminas e in atteros pure homines e feminas senza un ordine preciso. In uno randa, sa randa di ad essere il pizzo, su vile de bosa, si vede chi gussuratto che ha ponato il Sara, è proprio un fiore, un ratto fiorito. In atteros randas si vede che bada una rughe, che renarrere chi è qualche cosa de pagano che è stato cristianizzato. Ite non narada cuccia multra, non narada chi dai su 1846 de Samanta de Ittiri fino a su 1700 cuccia multra esistiada, proitte in uno dappino de morto che è datato 1700 e amus solo un'immagine in bianco e nero, una foto antica. Non giugade quasi a su cultura de su Santu Bacchis de Bolottana e de Santu Pedro de Zuri. Itte non narada cuccia multra, non narada puru, itte queria narrere sa festa, s'allegria, però queria da narrere puru qualche cosa de Maia che cazzaia da so giumalu e s'invidia
dai persone che si coperiano con sammantas, dai accascias che teniano su corredo de s'accocciata a noas, e non quere narrare puro attero, non quere narrare chi è un'istoria che non narrano sa feminas, proietti sono tutto tra l'altro fatto dai feminas. Questo disegno nos mostrata quanto fu importante in questa società di un tempus, come te pure su ballo, per questo tipo di persone, non data pure un'immagine di sarte popolare del suo periodo, che non vede solo in Sardegna. Ogni tempus, ogni epoca ha segnato con questa rappresentazione la pratica del ballo e non data una documentazione di come poteva essere pure i sottemporeos passados. Beh, Dorru, grazie a Gianmario De Martis per questa bella opportunità di chi si ha donato, di pensare torna ancora e scuola del suballo a pizzo de sarti e tottu poteonnai. E tornando a Desolo, voi in Desolo, Pietro, tenesi bella tradizione de ballo, ma de suonatori, de cantatori, de molto saffrore, E poi c'è stato questo poeta Mannu Montanaro, Antioco Casula, che ha scritto un montone di poesie belle, che cantano in qualsiasi modalità. Ma mi da piace tornare a pizza su ballo cantao, come è che via da insando? Con cantatori, a voce sola, a voce organitto, come è? Si cantata a primo su ballo cantao suleso vudi un ballo a voce sola. E fu questa traduzione nareuso del suono dei scampanas, del sarrepicco desuleso e del suo ballo che si va a sessida della San Missa. E tenia da cantare con un tipo di poesia che fu fatta appositamente per il ballo sardo, fatta a ninnatas, e portando una struttura poetica particolare che fatta tutto su costruias in piccola metafora. Fu quindi tutta una poesia particolare con questo ballo monostrutturale. C'è stato poi, forse proprio questo tipo di struttura si porta con questa cadenza sempre uguale. C'è appunto ripetita tutto il repicco dei scampani. C'è stato un po' superato quando sta arrivato su sonette. Sicuramente poi la gente ha cominciato a preferire in notte la musicalità delle sonette e poi sul fatto che a metà suonatore hanno cominciato a fare il ballo con su basso lestro e su basso serio. E se che un po' su ballo cantato è stato un po' perduto. Però do ancora testimonianza e si usa capita magari con una volta magari non in braccia, però in una festa più privata vai ancora a ballo scantato con le poesie a suonare dei poetas storici del Desolo come Sottolo e altri poetas. Dunque da partito su duru duru, che teni sul ritmo su ballo, poteonnai, questa metafora a serrai su verso, per non fai comprendi data si sta questionendi, ed in cui attenti ispirazioni pure Ennio Porrino, che ha fatto medas cosas a pizza e ballo, su tre in particolare, e uno di proprio intitolata Danza del Desolo, torrendi a questa maniera di cantare con fueddus che forse santi perdi un moi significava, penso a Ninnore, tollinai a Ninnore. È sempre è sempre una ninnata, una di quelle poesie che in Desolo, con i fonti tipiche a ninnias. E questa è una ninnia che ha sempre cantata, tenuto naturalmente in Desolo questa versione si tiene un significato che è iconica, perché è proprio la musica in questo caso, forse è stata utilizzata proprio per questo, che è proprio la musica che si muti da su ballo e poi in seconda strofa è su ballo si muti da sa musica. Tant'è vero che poi è una poesia complessa, che è tutta metaforica, però che hanno su ballo in seconda strofa da muti di sa quale di narrata, ci la ides, che poi questa poesia narra, ci la ides ballata in tundu, sa satras neo che da saia, e poi di narrata è come una pipia che incanta da sa gente del suo mondo. E quindi è venuto proprio in sa prima strofa sa musica che narra da potente un video in creare un manno, non come questo incravo un manno da tutta una serie di traduzioni che non tenete senso, ma questa musica si narra da potente un video in creare un manno.
e sono due sono scappato da questa chedda che se ricchezza di danno se ricchezza quanti scaddo, sa gente su caldo di come una cosa di ricchezza, soprattutto poi con i desulesi, i due scaddo su vanta, sul divertimento e sul ballo. Tanto è vero che voi narrate folla, ma non niente è sazzaresa, poiché che i desulesi sono storicamente attienti su inu nido di azzara e su inu vai da su ballo. E quindi metaforicamente fate tutta una descrizione della musica che narra da dentro questo video in creato edottus e su video si narra a socco con me, come voi da canto deo una canzone da canto vostra columba mia che vostra e noi anziché musica naia sazzaresa nanta sassaresa non addirittura non so sai sulesa a sazzaresa sazzaresa, certo, va bene, anda bene. Ugo, in Gadonia un nao prima si balla a meda in moi e tutto ancora è stato rara questa occasioni di festa e di ballo de prazza, ma osato tenesi un'altra bella ricchezza che c'è sti scetti in Gadoni mi pare a pizze su fuoco no con i sfraccheras non so, devo domandare se regia si può ribandare paguago delle immagini che usa registrare annus e annus a oi quando si va di anta questa festa da si obbiendi in moi i sfraccheras dopo che vadesti questo a rituali sa gente si voleva da ballare in prazza è sempre aici. Ecco, prima non fu così. Prima non si ballava da poiché sfracchera si va anta su 2 novembre, poi il morto. Quindi la gente si va a sagicca di questa cosa può fare questa festa. E si casa che hai fatto noi. Si casa castagna, si casa va con lardo, queste furono le cose. E la gente si riunia da mappo papari e poi barrare i vari. Come questa festa va su riproduzione di questa tradizione e poi va su un ballo in tutto. Ma su fuoco in genere è un luogo che ispira sul ballo, perché sul ballo tundu si va in giro su fuoco. Questa sfracchera i giovani si canta questo fuoco, si portano correnti in tutta la vita. No, i togli annai questo rituale, poi tu fa dienta. I sfracchera è un rito che si seguia da picciocchetti, ognuno si va a sfracchera sua e poi si va a una corsa in tutta la ida. Poi si narra può scacciare i animas, e quindi ha diverse cose, innanzi studiosi che si va il mortus oppure una cosa di sagresia oppure un rito pagano addirittura, questa fu prima della sagresia. Però il ricerca non hanno portato ancora a narrare calesti su principio dei sfraccheras. E come si va tipo, a dicembre per cortes apertas, l'associazione del suo gruppo, grazie agli studi di una maestra di scuola e di un'altra piccioca giovane, e ho seguito con il suo gruppo questa tradizione. Dunque, se adesso mese d'ogni santo, poi in moto si deve spostare su mese Ida, dunque se poi si fa da Ici, può questa festa e questa maniera. Dunque è diventata una pratica spettacolare, attrattiva, turistica. È uno spettacolo che è una vera e propria tradizione. Se non si fa questa festa, magari non si va in manco sfracchera. Certo. Gianni Mereu, su ballo sardo, tu che giri in Calisi al logo dell'Italia nostra, come te vivo a Foras? Cioè, noi su come a ricchezza, forse fra il Pulmanna a ricchezza, se no? Ma Foras, come te che vinti su ballo sardo, in Salento, in Campania, in Occitania, in Friuli, in luoghi dove tu andas a conoscere e studiare? Funti affascinato. Adesso questa serietà di forse sì no? Essi da fuori di tutti i schemi d'Italia e non solo su tipo e ballo e quindi dobbiamo proprio con amore e con interesse devo narrare finché a fine del 1997, 98, fine secolo,
non che dia da occasione di poter imparare il continentale a ballare su ballo. Però poi a potente occasione, e una volta che ho cominciato a fare questo laboratorio di ballo sardo, si punti proprio innamorato. Ma per questa serietà, poi non si castia sempre, come te narre, ma Gasi non apprendesce mai di ballare Gasi, perché siamo abituati a un altro, tipo di ballo, non solo di ballo di coppia, no? Ma proprio un altro ballo spuro. Non apprendesce mai. E io disignaro, ma castia come posso fare un riferimento ma, cristiano, e esatto, sono già in occasione, che è un ballo in Bretagna, che è uguale su ballo di un nostro, no? Sant'Erdrone, per donare a manere soro. È uguale, allora disignaro, mi dai che non posso fare i scrupoli di osare a ballare su ballo sardo. Immaginate di ballare un ballo brettone e duvesi, ma si struttura. Come ti accompagnano a questo ballo brettone? Quali strumenti musicali utilizzano? Usano o sonetto. Sonetto a bucca? O no, sonetto, l'organetto, diatonico. O tenete un flauto, come si può tenere? Uno strumento a bucca solo? Sì, tipo la ciaramella, ma adesso non mi viene. Un piffero. È un piffero. Ma a poche pure. In puru cantano, ballano poche. E sul ritmo ne tenne due in particolare, un andrò che andano un vago tre a sinistra e tre a destra de Vassos, e Sant'Erdrò invece è sul ballo tundu de Mamugliata, de questa zona barbaricina centrale. E quindi funti interessato meda. Meda, no. Tant'è che a distanza su 96 che faccio questa attività, ancora oggi mi serri andavo, ma tanto io praticamente tutto rechessa ha fatto a ricordo che un laboratorio in questa zona di Verona, ma come che da più di uno che va in questa attività. Io faccio a potente, si posso fare una confidenza, a potente un problema pure, la prima volta, ma devo andare a imparare questa cosa di intragna mia, scommente io bambino, a questa gente, chissà che tu comprendi, commenti e tu sono devante, no? Del suo disimparo. E quindi mi scostavo pure un vago. Come posso narrare, io quando finì sul laboratorio, a volte finì sul ballo, facendo un respiro proprio di soddisfazione, no? Ah, che bello! Se voi lo sapete fatto ballare accanto a tenore puro, e finché meno. Prima di Aici, ma voglio intendi, Alberto, a proposito del satro ballo cadenesi in Samughese, che posato seriese, ballo samughese, ma è un ballo campidanese, no? No, noi teniamo a subire l'influenza del suo campidanese. Certo, poi noi siamo una idea di Mesania, quindi una cosa, poi Luigino Saderi, che hanno posto questo nome nel ballo samughese, isso ha piegato spicchiata del suo ballo ruinese e del suo ballo samughese, quindi ha fatto un ballo suo ed a posto. Però noi balliamo mica solo questa fisarmonica, abbiamo ballato con questo sollitto, guitarriolo, noi non seriamo. Quindi balliamo con questa sorrosciata, balliamo con questa pure, a ritmo diverso. Ho stento influenza de scaseo sunaida de Mesania. Luigino Saderi, con ruinas, e quindi quando ha fatto ballo samughese, che da stesso gli l'ha registrato, il ballo samughese ha piegato ballo di ruinas e ballo di samugheo. Però questa fisarmonica viene a dopo, per noi balliamo con matripella e con il suo sollitto, che noi sbuzzerriamo spitariolo e si ballava con questo. La musica, tornando a narrare su ballo, una cosa è imparare i movimenti delle spese, ma la musica ti deve entrare intro,
tu devi vivere con il suo corpo e il suo sentimento diverso. E tu ti muovi da Asia, quindi che hai visto un certo ballo, insomma, da gente, un ballo diverso stato, non sei uso meccanico, ognuno Certo. si muove come te intendere. Io domando a Ignazio Mura, mi fai 2 minuti su de ballo samughese, proprio corso, c'è tipo bisso basso, come testi, e dunque ti domanda al povero Cedi, torra, ai amici di Samugheo, si può dire noi, a sul centro che si apposento, manno, e si fa intibire come te su basso, e noi potete inquadrare bene i spesi, poi comprendi come ti si muovono le femmine, come ti si muovono i uomini, se tutto canto, come tu lesi, tante fate una balle prazza, non c'è bisogno di Però fare. balle prazzauro, però sul ritmo, quando sono, non so, tanto un'altra cosa che non ho prima, sul ballo usato. Però no, aspetta, che forse non è scelta di inquadrare, quindi mi donate dopo che ti badavo. Anda bene, tocca a Ignazio. Bene, grazie a Diadero, si potete tornare a Sezzi. Alberto, via stanenda, a pizza questo ballo? Tocca da essere allenato un mera, Ignazio va correndo con suo sono. Ha fatto tutte cose impresse, Ha fatto tutto impressi. Prima su ballo, come ti hai visto, si canta ballao, punti 3 generazioni diverse. Sì. E ballano già uguale, però ognuno balla da modo suo, cada due sul ritmo. Lo devi intendere tu a intro. Noi dal gruppo sto parlando, tenendo prima delle coreografie. Sono suonatore, suonano in base a figure schivate, invece su balli è su contrario. Tu sei picchiato che vai su suonatore, tu ti entra da intro e fai scusa che intende di fare. Devo stare giampitta, anta fatto la giampitta. Devo sul giro, anta fatto sul giro. Devo sa S, non sono serrato sa S, anta fatto sa S. Poi, quando vuoi lento, anta balla lento, anta fatto stroboiera, chi deve pianta fare. Ognuno a modo suo e anta gricao de fare così potente. Questo è su ballo usato. Ugo. La cosa bella è che io su Badanta, sta telecamera è inquadrata il ballerino, su devo che stiamo spesi, e tutto si muovia. E poi questo è proprio a riservo in un'altra attovio. E poi a Diadero, su ballo sardo, bonoso, è una cosa che non si importa nulla se è bello o leggio. Noi su mai ascoltato un ballo sardo bonai, da ascolto poi mi piace questa musica. È una cosa che arriva dopo. A noi, da ascoltare questa musica, poi
teneu su Dogna Sardo, penso, che tenga a intro una specie di grai, può perri, e può comprendi, può fare entrare a intro del suo corpo, de ognuno de nosu, questo sono. E tieni di questo sono un importo, proprio una simbologia che devo posso paragonare a sinnu nazionali. Poi, quando un tendeu su questo sono, bonoso, è una cosa che si va a pensare che è una cosa di orgoglio di ognuno di noi. Dunque, tenis importo, su proprio un porto che può ritenere un inno nazionale. Per me, il sono del Ballo Sardo è questo, non so se sei di accordo con vosaltros, ma mi pare che sia da... Ti posso dire una cosa. Aspetta, intendevo a Ugo? Tornando a su si funando cristiano, che su ballo si faia in aposento, in scoglia, in festa, in sprazza. Papa Francesco una volta gli ha detto non c'è festa senza ino. In Sardegna non si poteva narrare, non va festa senza ballo sardo. Senza ballo sardo. E sta ici. Ponendo lì, questo sono chi ballanti su gruppo, chi ballanti, funti vora, scommo. Tenete questa nostalgia non potente, non che punti tornare la vita. Dice che te avanti, molti si spero che banda sta badando a solo. Ordinare i test, uno ogni tanto fai il corso, poi te barra da queste cose, è una cosa che fa parte del suo corpo tuo, questa cosa. Questa cosa del suo corpo. Su tempo di arrasto de oggi è spacciato. E dunque ma voglio serrai domandando, intanto sì a Gianni Pereo, a lui di adesso meta cosa sanconca, ma in su calascio de grase mengiano ita impigno tenisi ita faina de pis organizzai ita tenisi posso tempo benidori. De ballare sempre. Bella questa risposta. Finza quando mi potere antiscamba de ballare sempre. No, tengo sempre occasione de iniziare ancora nonostante su Covid non sanno luogo bloccato. Però sto a riprendere il laboratorio sul continente, insomma, fatto miseria, mi accompagno con suonatore di primo livello, insomma, ecco. Sì. Poi te sicuro importa, da non essere solo a imparare il ballo, insomma, di si presentare su suono commente via da su tradizionale possibile, senza prodigioso improvvisato, ecco. Una cosa che mi piace in me da che fai di Cristiano Cani, quando impara da esistenti, da allievi, da gente che è andata a Gunisi a conoscere su ballo, isso mi pare nata mi do di sesta icci, non scetti di impara da il movimento su ballo. Dunque non i commenti si ballata, ma itta è su ballo, e sta icci. La storia del suo ballo, Italia su ballo in tempo passato. Questa cosa è la cultura nostra e non si deve scordare. Quindi questa è una cosa che il bollo va sempre, sempre. Bene. Ugo, un'ultima cosa, tu con i festas in Gadoni, tenis in programma qualche cosa, vorrai a organizzare manifestazioni, festas, a gruppo, non sci. La cosa bella è che, come tornavo Gianni, a seguire a badare, poi badando si incontrano tanti amici, si incontra da gente già conosciuta o gente nuova, ci funti sempre amici, poi in su Ballo Sardo, dove sempre gente brava e gente ci tiene di storie diverse, di contare e di narrare. Quindi... Podesulo, Pietro? Podesulo, secondo noi pure, noi in associazione abbiamo sempre cercato come fa un anno di trasmettere finché si ti narrare su ballo con una comunità. Cioè, hanno io da una sfaccettatura rispetto a una riusa come potete essere su ballo in per sé. L'idea nostra è di imparare i spiccinetti, poi dopo, come un anno su Covid, abbiamo una certa dimensione per entrare ai ballo di pratica. Sicché questa attività nostra vuole cercare di tornare a coinvolgere i spiccinetti di prima sera, che hanno cominciato a si avvicinare su ballo sardo in pratica. E questa è una cosa di importo, e in Samucheo, proprio Alberto Macis, abbiamo fatto una registrazione a pizzo del Sudalballo che fai disso, che è non scetti il maestro del ballo, ma mi piace, poi
Podio nau è un educatore, proprio con i picciocchetti su tenere questo relato bello e famiglie se tutto affidano a issu, i picciocchetti su può imparare su ballo, ma s'attenzione poi s'altro, su s'amicanzia che può intenni impari e tutto canto. Non ti in meta, no, tu i picciocchetti? Una settantina. Settantina, cioè. Questa cosa che vi volevo, quando fai così festa, come te facevo prima, quando veniva questa festa di San Missamanna, si ballava fuori di chiesa e ballava tutto uguale. E questa cosa bella mia avviene, i figli, i nipoti, ballando tutto, ballare tutto uguale. Questa cosa più bella è, scusa, vi volevo. Su ballo è una cosa, ricorda che è sempre, chi impara a ballare, è sempre su ballo sadro. Non è una cosa che impara se vuole su una parte, come te stai giocare a tennis, gioca se poi, che non si la vede più. Invece su ballo sadro, magari ne 90 anni, tieni, sa gani, spetti punti e balla. Spero che sia da Ici, come ti narraia Gianni Mereo prima. Grazie Ignazio, grazie a tu, su sono che ti ha portato. Sicuramente questo è sotto i battoni, tanto grazie al coppia, a Samucheo, che appunto Vegnes. L'ultima puntata di Arrastos, mi pare che cosa che dobbiamo fare, ho fatto, ho cercato di fare in maniera più giusta possibile, più bella possibile, più sincera possibile. Questo via da impegno che ho piccato quando ho pensato a questa trasmissione a pizzo del ballo usato. E dopo torrai grazie a un bene gente, dunque mi do perdonare 2 minuti su domanda a regia, poi devo e ma voglio tornare grazie a tutte queste persone che in 12 puntate santi permitto di contare, di questionare, di arregionare, di pensare a pizza questa ricchezza manna cadeneus. E pensai che noi in 12 puntate si ottentio 83 relatori che hanno questionato de ballo e ottento 47 sonatori. Dunque, meda sono. E ho tentato 4 gruppi, 4 formazioni da canto a tenore, a consono. Ci sono 2 cantatori a voce sola, 171 baddatori, che a fonti meglio sono noi, santi fatto bene come ti fonti in spasso. E poi esperto, l'antropologo Bacchiso Bandino, su professori Francesco Sedda, Marcello Marras, Carlo Pillai, Marco Luzzo, Gianmario De Martis, Cristiano Cani, Antonio Leoni, Andrea Loccica, Santa Accompagnao, può comprendere in meglio su tutta questa faina che si fa entro sul ballo e tutto. E poi dopo tornare grazie ai voci di Bustiano Pilosu e Maria Barca, e filmati su chi si ha donato a Sozio Sonus de Canna, fotografie e immagini di Cristiano Cani, sa musica di sa sigla su Maestro Mannu, suonatore musicista Mauro Palmas, e poi dopo tornare grazie a sa regione Sarda, poi con questo bando imprenta sa permittiu di fare questa trasmissione, di organizzare questa trasmissione che è stata organizzata da Produzioni Sardegna. E poi dopo tornare grazie a Meda sul gruppo di Traballo, a Marco Loi, che ha fatto un mera de bruso di cose che doppia fare, è stato aiutato in qualsiasi maniera, a ecce di depunare di Massimo Pinna, che non ha fatto scelto un montatori, ma a Sighiu è stato aiutato a fare un montone di cose, si torrai a domo questa trasmissione, a ecce commenti da sei viendi. Grazie a Silvio Piras, a Antonio Cauterucci, a Raffaele Piras, a Alessio Notturno, Marco Ruiu, Nicole Nieddu, Lara Parodica, si aiuta in organizzazioni, sa cooperativa Mega, sa Videogum e altri gruppi di traballo che abbiesi in questo che su titoli di coda, e ci vunti Tore Cubeddu, Ennio Nieddu, Patrizia Sizia, insomma, meda gente a traballau può organizzare questo attovio. Io penso che io sa torrai a contare altre cose, se mancai o cannu chienili, fu dato su noi scelti del ballo, ma mancai a pizzo del suo canto sardo, però sempre altre cose che punti a ricchezza smanna dessa terra nostra, dessa gente nostra, dessa Sardegna e tutto, in questa maniera si tu contai cercando di arregionare, cercando di si portare
a domu is cosas commenti funti, non ci causo de vaiatas cosas. Dunque, grazie a tutto vosato che sei seguiu e grazie a si sei volli seguire ancora in questo canale che proponi sempre cose sardas in basarda. Dunque, grazie a tutti e a sibire con altre belle cose delle produzioni della radio televisione sarda. Questa veina è stata con s'aggiudo della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.